Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2024-2025, lei dessa Regione 22 de su 2018. Benias e benius a molto più note poca voci. Siamo andata in lingua sarda che vuole donare i voci e logo a chi ne ha di sciopero de bipi, traballai e frinca in Sardegna. Questa gita, anziché su viaggi nostro, può scoprire scostrocias dessa Sardegna, sia su in Seui, in su coro de monti de Sabra Pacia. E noi, su cannotto e cose nuove, si trova in tipo fai tornare a nascere sa cultura e sa società. Un esempio buono è sa banda storica dessa vita. A posti si debrusu de cent'anni, muda in sa marching band, sa banda che cammina da Prusu, manna dessa Sardegna. Si nendi una portata del sentito umano può valorare su patrimonio musicale del suo luogo. Ma se ui esti castiatori pensano di un patrimonio ricco di musei, un'andala culturale che si spaina da tra esso 5 musei, intra collezioni etnografiche e opere di arti de cavallo, convitenti un conto funguto dell'identità del suo luogo. Ai gusto s'aggiunge un attributo di imprenditoria che gastia da su passato per fabbricare su venitori. Su nascimento de podes, sa prima cantina ufficiale de vino in vita, fondata effettivamente un anno a oggi, ma capica da meleto di una tradizione di produzione de vino documentata fin a 6 primi anni del suo Novecento. Questo su fonti calancuno dei stipulus in cui Seui sa subada potrai affirmare con forza sul ruolo sui sudessio dessa cultura e dessa società dessa Sardegna. Seu a Seui e eu sou Luiso Murgia. Trabalho in un percorso museale che tiene da intro 5 palazzine che si possono visitare. Seui è una ida di 1100 abitanti, è in Sabarbage Seulu, su centro naraspos importanti storicamente. Seui è una ida che tiene dei origini su 1300, naturalmente si formano da 8 villaggi che ci furono fino all'epoca nuragica. Una ida, come torno prima, da Sabarbage Seulu che ha vissuto negli anni passati di agricoltura e di pastorizia. Nel primo del Novecento c'è stata una miniera che era di un luogo da pesare l'economia saida. In sui 60 si stata serrata questa miniera e da tanto la gente ha cominciato a emigrare e a andare a bella bellu di saida. Noi bibili capiamo un cantieri forestali che sti tornando a cominciare a assumere e pastori si è calegono che ara calegono una cosa ma non meda. Su percorso museale sono 5 uomini da vari biri, la Palazzina Liberty, che si ha la Palazzina di Zagatta su Moi, allora 2 sezioni, una dedicata a erbissiri, che è una famiglia di Seui che ha fatto fortuna in America, una parte archeologica, una parte dedicata su giocattolo, che è una stanza dedicata a mostra che bisogna davanti. Sa Domu Farci, dedicata a Filiberto Farci, un scrittore e un politico nasce a Seui, Soma Samaia, che stiona da tutti che pure gli sconti che le nostre nonne hanno sinaranta quando questi spitticus, che stiona da Aprevus, Maiasa, tutto questa cosa non pago
misteriosa, voglio ormai. Su Bresoni spagnolo, che è stato aperto sul 1647 e sarà sul 75. Poi una pinacoteca civica che alloga la pittura sul 1600 e basta, 5 palazzine. Questo è un rogo di un giornale di quest'epoca americano che narra appunto su chi ha fatto Augusto Bissiri. Quindi questa trasmissione è un'immagine di una partita a sul mondo. De questo progetto, di questa intuizione che ha tenuto questo piccolo Cuseuesu, si è poi a questo che è diventato il tubo cattolico della televisione. Non esiste più, ma una delle prime forme di trasmissione di immagini, una novità appunto su tempo. Su Bresoni Seui è stato aperto nel 1647 e a Serrao nel 1975. È una delle prime forme di Bresoni in Barbace Seulu e in tutta questa zona, che poi del Ducato di Mandas. Prima gusto si narra in leggenda sui narantas antichi, su che ci fu di nato Bresoni, si agattata in una zona di Seulu che si chiama Santu Perdu. Dopo questo, appunto, è sempre conosciuto questo Bresoni, che diventa spagnolo, poi in Sarrato ci vuole il spagnolo, che è in dominio della Sardegna. E noi siamo interessati alla cella maschile di questo Bresoni, una cella che ha di poter avere dentro metà gente, po' metà tempo. S'agatta antani muro su testimonianza di questa gente, iscritta su motivo può diventare impressionato, scritta da preghiera, disegna che una cosa, conta da risi che può entrare su Bresoni. L'idea di questa di narrare su Galleria Civica o Pinacoteca nasce di quando una femmina seui che lavora a Palermo per conto di un barone ha regalato 3 squadre a suo comune seui. Quando si pensa di recuperare tutte altre pitture che possono stare dentro questo palazzo, quindi la Galleria Civica. In questo momento comincia a arrivare pitture di altri artisti sardi, comincia ad arrivare sculture, e in tutto questo diventa meta ricca questa collezione del suo comune Seui. Una delle pitture più importanti che viene usata dentro questa Galleria Civica è questo Santo Cristolo che dopo che è stato restaurato è agattato a San Virme in Palazzo di Joseph de Ribeira, lo spagnoletto, un caravaggista. E noi di Biordua, una è questa che alloga sul Museo del Prado a Madrid, e l'altra è questa che viene usata in vita. Quindi si è sposto, ho spiegato contatto con gli spagnoli e ho sposto bene questa che dentro si è appiccata sul museo in sorte.
quando babbo non tenia da prosugare che ti rivingiasa, io si deciso con un amico mio e frate mio di provare a inseguire questa vingiasa di famiglia che fonti in su comune di Sant'Annarresi, circa 2 e mezzo, e se lui è saida da una città, saida abbiamo tutti i parenti miei, da parte del babbo mio. E noi in Paris a 2 amici ho deciso di implementare un pacchetto di produzione di Sant'Annarresi con una varica di bottiglie di SEU, circa 250 bottiglie. Adesso, prossimo anno, la produzione per EUSU che non pago con una ingia che EUSU picavo in gestione, punti in bida tutto ingiasa meda ecciasa, ovviamente allevamento tutto alberello, punti meda complicata da lavorare, a differenza dei vingiasa che ci punti in Campidano, poi questa situazione meccanica a noi è meda pago, quindi si lavora da tutto a mano. De sabotatura, medicazioni e tutti i vari lavori. Una decina di anni su Vendotedda, a Sassuolo. Noi siamo a Gedattili, più precisamente a Nurassoli. È una ingia metà eccia, siamo di 2 sorri, di cui una già sorpassava 100 anni, 103, 104. C'è questa parte del nonno, e da sono ancora seguendo io. C'è metà cannonau, bovali, unica e niente da carta. Cominciamo a scarzare, c'è nargio, dipende su tempo, poi da scirraus, dove cercare di piegare tutto il sabato che arriva durante questa stagione. Via maggio, dipende da questa stagione, di tornare sterno. Poi le deputata, poi smammata, sfemminellata e poi aspettare a settembre e poi pennennare. E fatta a gradoni, poi cercare di poter sa terra, quando pro in meta di cui sei delle a tutte, non c'è barra per terra. Di questa ingia di causa saggina, poi vai schescio, da vestire con un'altra ingigetta che teniamo in azzurro. E lillio. In vita babbo ha sempre fatto ingiasa, da quando fu piccolo, fino a 15 anni fa, in Paris con zio mio una decina di ingiasa, ormai abbarravo quasi nuda, una ingigetta piccola, in Paris con una meda sproprietarios. All'intro di questa ingia tenevo appunto una varica filaris, qualità di meda diversa, come la stessa produzione tipica seuesa, monica in prevalenza e altre qualità di minori, come sania da carta, che è autoctono del suo luogo. Il vino di Seui punti non menausu sia in tutta Sardegna che in Italia e fuori d'Italia pure. Un professore che lavora in Castello, in scuola enologica di Castello, di Sante Cetolini, ha di Ciccao, le qualità che pure in noi in vita, andati a Cattao Caligune da nominata proprio nera di Seui, sa che noi sono rausu niente da carta. Questo binus tramite questo Cavalier Caredda che fu uno sprummanno su pingiatteris che vai a questo binu, di avendiu
dove indietro a Casteddu e ha partecipato a concorsi internazionali, tipo sceverai sa qualità di subino e può dire calibino su meglio su queste esposizioni del Sarrattu. E ha vinto un premio a livello nazionale. Sì. Ha arrivato malatia con il ribai di altri tipi di innestus. Poi hanno ci sono stati problemi al manno appunto a capire vincere, si punti sperrias, si punti malaitatas e quindi a bella la gente ha abbandonato questo tipo di lavoro. Da vari anni c'è una gricchia di ciò che sto cominciando a trattare questo settore di ormai. Appunto tornando a cominciare a curare vincere vecchias, a caliguna da buon anno, a cercare un lavoro in magazzino che è gusto che poi porta a vendere subino di una certa qualità. Quindi con lezioni fatte con un enologo, con un esperto su del vino, che non si può tenere un grande aiuto per fare questo tipo di attività di noi. Io spiegavo quest'anno, una ingia di un'amica famiglia, una ingia meta bella, una des più bella de segui, momenti posizioni, esposizioni. Tipica poiché esti sa ingia proprio seguesa, classica, con prevalenza demonica, come appunto prima. Pago cannonau, Pascale, Monica e altre minori, sì. Una ingia quasi abbandonata, e ho cercato di recuperare delle principali lavorazioni, quindi attenzione con la salutatura, e cercato di lavorare che ne invadere su che fuori sulla tradizione classica di come fu trabagliata questa ingia. Non ho stravolto nulla come si trabagliava da prima, ho cercato di fare come non si consigliavo anche i proprietari che da tenevano prima, quindi ho cercato di ascoltare le memorie di chi era la prima ingia. Una ingia in località di Lillio. Questa zona tra Lillio e Asorto ci sono province tuttora. Prima la percentuale vittata fu meda alta, ora sta barra meda vago. De 1000 ettari si è passato a 25, quindi adesso 1800, fine 1800, oggi la produzione seguesa è notevolmente calata. A differenza ad esempio della parte in Sant'Annarresi, i parenti di mamma mia, tipo della Urvingia, di quando fu andata piccolo, perché mamma ha sempre contato che sa nenna si faceva da quando fu andata piccolo, prima si nenna, sa mamma da stati fatta a 8-10 anni, quindi vince sa meta beccia sa nicuica, si funti poderata, sa poi funti stauso sicuramente aiutato, facilitato de questa scantina armannas, sa possibilità di conferire agina, poi in Sant'Anna finza su 2000 e ho sempre conferito in cantina, in cantina sociali di questa zona. E quindi finché sei produttori piccoli o artigiani potevano campare con ervingias. In Sant'Anna tenevo circa 2 ettari, a seguire con questa ingia che ho spiegato mo e arrivato a mezzo ettaro. Il vino di Seui è sicuramente un vino fatto in quota, perché a noi si usa a 800 metri, e su che si gicca da noi è vino con spiccata acidità, beva meda facile, bassa gradazione alcolica, che è questo che già in su 1800, all'inizio del 1900, si gatta da in documenti che sono stati recuperati
con le analisi fatte, già in quest'epoca si comprende che se vuoi ci fosse una grossa potenzialità. Tocca da tenere conto su che questi sono beni artigianali, quindi sono beni come si inserriano in noi, beni naturali. Questa cosa di fare vino in questa maniera per noi è la cosa più importante. Poi devi cercare di rispettare il suo territorio, devi cercare di rispettare la materia sagina che ti porta in cantina e devi cercare di rispettare poi il vino che poni in sa tassa. Questo è l'ennai che in Bingia devi lavorare con chimica, con prodotti sistemici, quindi cercare di lavorare come si lavorava da prima. Non è tipo una questione di rispetto per chi ti ha dato Bingia prima, ma un po' una questione di principio nostro, questa cosa in cui confidiamo su noi. Quindi questo che faccio in cantina è utilizzare una minima dose di solforosa e in Bingia cercare di lavorare con zurfuro, rame e altri prodotti, che possono essere zeolite, caolino, argilla, tutte cose naturali. Questa maniera di fare vino non so che possa essere una moda, però è una cosa meda ricercata in questo periodo, da una ventina di anni a questa parte e su consumatori è meda attento a questa cosa. Quindi si cerca di buffare meglio, di pappare meglio e da notecchiari, ristoratori si cercano prodotti di produttori spitticosi come potevano essere noi. La differenza tra la street band e la banda Rossini. La banda Rossini è questa banda tradizionale, la banda che non ha fatto nascere come strumentista, la banda istituzionale. Sono per processioni, per concerti, per morti. Sono ovviamente in musica da banda. Marcettas. Se su sezzi, su mancaio, in un concerto, oppure su processioni, su vestimenta eleganti. La street band invece è un'altra cosa, sono che ne leggi di savarti, da devo imparare a memoria, da devo ricordare. Quando sono devo sul proprio momento badai. È una cosa che la gente piace in meta, è una cosa che può calare chi sia sa vesta, anda bene per ti porta d'allergia. La banda Rossini nasce nel 1922. È un'associazione culturale che in Bidda c'è da fare cose tutto l'anno. In questi 102 anni
ha visto Saida mudai come pago altre entità. Pare che Saida ha mutato il lavoro. L'associazione, come associazione è fondamentale per Saida, perché organizza medas attopios culturali e poi vedi la scuola di musica. Questo secondo me mi orgoglio per un anno. Perché noi teniamo noi maestri, professionisti e un centinaio di allievi che bene ti può imparare uno strumento musicale. In vita c'è centinaia di persone che scintizzano uno strumento musicale. Noi sono rari che si sa essa musica. Secondo me è una cosa particolare. Devono conoscere tra guidas, vogliono vantare in percentuali tra popolazioni e strumentisti il numero che può fare eseguire. C'è gente che ha cominciato a suonare quando vuole pipia, 4-5 anni. C'è gente che ha cominciato a suonare quando vuole picciochetto. C'è gente che ha cominciato a suonare a vecchio. Comincia da pippio, tiene certi vantaggi. Che se mancai, come ti dico, una spugna, c'è da vai a pindicare tutto su chi ti onanta. Però, del manno, quando sei manno, c'è da vai ad avere con coscienza. Una delle cose che punti meda importanti di noi in vita è il discorso che accade da tutti i seguesi su questa musica. De 100 anni, più di 100 anni, c'è una banda che suona in vita, che fa da topiare gente di ogni età, da spicciocchetti a gente che arriva fino a 70 anni. Si questiona, si progetta, è una cosa che potrà via Saida, quando gente di diverse età si toppia e cambiano vuedos e modo di pensare, nasce cosa nuova. De gusto sempre a capire questa musica, festival, eventi di ogni tipo, masterclass, quindi a topi con gente a vorrà spuro, potete scegliendo de vari desei, un centro a capire questa musica che si conosce in tutta la Sardegna. Con questo tipo di progetto nasce da una variante su una street band che girando in pratica in tutta la Sardegna, si sono conoscere in ogni festa e in ogni luogo non si volenti a suonare. De gusto un festival di musica alternativa che si sono vari da una decina di anni e ogni anno portano su artisti e suonatori mega importanti.
Poco stato più puro e usa cabau, grazie a posa isichiu, si torrà a usare sa cita chienidi, con un atto più nudo e poca voce. Chi commenta sempre si bollesi sin all'ai avventus, fattus o contus, chi pensai si possano essi da cavallo, a duso scontai, scriesi una lettera su già su bogabogi.tv@gmail.com. Questa se uso in noi, proschiatru, quintendi sa bogi, de bosatus.